Nel nome del Padre e del Senza, le autorità di ogni ordine e grado, quindi non faccio l'elenco, tutti si sentano riveriti, accolti e ringraziati per questa loro presenza. E qui sedes ad esteram patris, miserere nobis, quoniam tu solus questo segno che fa sentire la presenza di Dio con loro e quindi si rimettono davvero con coraggio poi in cammino verso la terra promessa. Nel Vangelo anche lì delle folle che cercano Gesù. Avevano visto il segno che Gesù aveva dato moltiplicando i pani e i pesci. Immaginate quanto... Buongiorno, buongiorno, come vai? Un anno dopo qual è la memoria di quella tragedia? Beh, che resta una tragedia nei nostri cuori, nei nostri pensieri, perché quattro morti qui restano un ricordo indelebile. Dall'altro l'averla ricostruita come era e dove era, perché l'avevo detto un anno fa e questo è l'esito degli interventi della Regione. Tutto quello che si vede appunto è frutto dei finanziamenti della Regione. Finanziamenti, qualcuno dice non sono arrivati soldi a chi ha subito danni, a chi è rimasto colpito quella volta qui a Refrontolo? Guardi, il bilancio totale danni a famiglie, imprese e pubblico sono 8.258.000 euro. Noi abbiamo finanziato con 4 milioni di euro, quindi abbiamo ripristinato tutto quello che sono i danni pubblici. Ci aspettavamo e ci aspettiamo ancora un riconoscimento da parte del governo che non c'è. C'è stato un ritardo nella presentazione da parte della Regione, queste le polemiche? No, guardi, non è assolutamente vero. La dimostrazione è che noi quella pratica l'abbiamo concordata assieme a altre decine di pratiche con la protezione civile. Il risultato è stato che quelle altre pratiche sono ancora oggetto di analisi, questa no. Il dissesto idrogeologico rimane un problema incombente in questa realtà regionale? Beh, sono territori fragili, pensi solo che in questo comprensorio abbiamo avuto un centinaio di frane l'anno scorso. Resta il grande tema della messa in sicurezza, dell'investire questi 2 miliardi e 700 milioni del piano dal PAOS e noi siamo concentrati su questo. Il futuro è meno asfalto, anzi zero asfalto e ovviamente tanto dissesto idrogeologico a tutela, ovviamente opere a tutela. Aspettate finanziamenti da parte del governo? Beh, ci aspettiamo assolutamente dei segnali, non ultimo quello per la Riviera del Brenta dove abbiamo avuto 100 milioni di euro di danni, abbiamo morto 92 feriti e tutto quello che voi sapete. È ovvio che in questo momento il nostro pensiero va agli amici e fratelli della Toscana di Firenze che hanno avuto una tragedia simile alla nostra.